5 notizie dalla Liguria, da Ponente a Levante. La Liguria si conferma una meta gettonatissima. Nel mese di ottobre si sono registrate 1.318.029 presenze, con un incremento del 10% rispetto allo stesso mese del 2024. In arrivo nuove risorse per il diritto allo studio degli studenti con disabilità. Si tratta di quasi 6 milioni di euro, un sostegno concreto alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e ai ragazzi. A Ponte d'Assio è stato inaugurato un nuovo asilo nido, che parte da una capienza iniziale di 12 posti e potrà ampliarsi ancora. I locali sono stati completamente ristrutturati e sono stati allestiti ambienti moderni e sicuri, per un valore complessivo di oltre 800.000 euro. Sono 18 gli enti locali pronti a destinare in Liguria più di 7 milioni di euro in energie rinnovabili per abbattere i consumi energetici negli edifici pubblici, ridurre i costi e migliorare la produzione. Trasporti ferroviari potenziati in Liguria per la notte di Capodanno sulla linea La Spezia-Genova, corse esistenti prolungate e servizi riprogrammati per garantire collegamenti più efficienti e sicuri nelle ore notturne. Queste erano le 5 principali notizie di oggi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.